Il rito, laico ma non per questo meno solenne, del monitoraggio del mercato immobiliare residenziale regionale si è compiuto stamani all'Hotel Savoia officiato da Tommaso Cerno. Secondo FIAIP, il real estate in Friuli Venezia Giulia ha mantenuto il suo trend positivo e sono i numeri a dirlo. Cresciamo del 4% rispetto allo scorso anno, chiuderemo con 17.700 compravendite residenziali in regione, quindi malgrado l'inverno demografico, malgrado l'emergenza abitativa, devo dire che il mercato immobiliare sta rispondendo molto bene. È stato un anno molto positivo per il mondo dei mutui in particolare, in tutta Italia con delle crescite importanti, trainate sia dall'aumento delle compravendite intorno al 14%, ma anche del fenomeno delle surroghe, perché l'andamento in riduzione dei tassi ha consentito anche di aumentare le surroghe. Laddove la Regione ha introdotto negli ultimi mesi concrete misure per sostenere il patrimonio immobiliare, l'instabilità geopolitica, le scelte legislative europee, vedi il Green Deal, quelle nazionali, bonus, superbonus e incentivi vari, potrebbero incidere comunque in una realtà che non dovrebbe comunque riservare sorprese nell'immediato. C'è tutto il tema dell'efficientamento energetico che sicuramente produrrà tutta una serie di costi in base alle direttive europee che abbiamo, quindi secondo noi le previsioni sono di una stabilizzazione del mercato e anche dei prezzi. Nello specifico, Trieste, che pure vanta un aumento del numero degli investitori stranieri e degli studenti stranieri, registra una criticità. Il mercato non riesce a soddisfare tutte le richieste, l'offerta è molto limitata e quindi non si riescono a soddisfare tutte le richieste. FIAP al momento non vede un problema nell'innalzamento al 26% della cedolare secca sugli affitti brevi. Non cambierà e comunque non è che sia così impattante, forse più una situazione mediatica ma niente di più. Secondo la federazione c'è un altro aspetto che il governo dovrebbe meglio attenzionare. Una nuova legge dovrebbe garantire ai proprietari di poter rientrare in possesso molto rapidamente del proprio appartamento che pongono in locazione.